ieri sera avrei dovuto suonare, amici bellini, ma poi il pub ci avverte per tempo che davano la partita dell'America e quindi non era il caso. Anche qua succedono queste cose. Quindi mi sono detto, guardiamoci la partita, approfittiamo, ed è lì che mi viene questa pazza idea di Reina, Joe Reina per la precisione, Giovanni Reina. Ma la partita mi ha dato anche modo di vedere alcune altre cose, a parte cose brutte tipo il Paraguay, c'è stata anche una cosa bella. Cominciamo. Le cose brutte del mondiale aumentano, se sia chiaro, cioè anche che si sono rubati tutto l'equipment dell'Inghilterra. Ho letto quest'altra cosa. E in quale città? Insomma così. Però c'è stata una cosa bella e adesso ne parliamo. Al di là di questa che è un'idea folle che mi è venuta per il Napoli, per il nostro Napoli, perché il mercato, io mi sono un po' stufato di inseguire le voci più o meno plausibili che ci fanno sapere i soliti noti, e preferisco ogni tanto farvi dei pochi nomi, non tutti, però alcuni nomi mirati che abbiano un senso logico. Ci spostiamo per farvi capire come arriva questa idea. A destra c'è Anthony Robinson. Quelli che mi seguono da più tempo sanno che era un mio pupillo, terzino sinistro del Fulham, che all'epoca io ho trovato un mio tweet del 2023, sono passati 3 anni, e avevo individuato in lui un ottimo terzino con grande potenziale, e mi affascinava l'idea di avere un giocatore americano per espandere anche quello che poteva essere il merchandising, il reach di Napoli anche in America. Lui è americano, sì, però cresciuto calcisticamente in Inghilterra, quindi non soffrivo io quella cosa, dici sì, però i giocatori americani non sempre sono affidabili in Europa. Il ragazzo è cresciuto tantissimo, adesso non costa più 3-4 milioni, ma ne costa 25-30 probabilmente, e allora io riprendo l'idea di avere un giocatore americano e ho cercato di guardarmi questa partita in quell'ottica. C'è qualcuno che potrebbe fare al caso nostro? E mi cadono gli occhi su Joe Reina, che non è una novità, perché Joe Reina era un enfant prodige, un talento incredibile che finisce nella cantera del Borussia Dortmund, che probabilmente accarezzavano l'idea di fare quello che avevano già fatto con Pulisic. Vi dico subito che ci sono dei pro e dei contro su Joe Reina, che fa un gol bellissimo di esterno destro a suggellare una partita molto semplice per gli USA, che però devo dire mi sono piaciuti, aggressivi, hanno sprecato anche molto perché poi tecnicamente a volte non fanno la giocata giusta, però con Pochettino loro battono il calcio d'inizio lanciandola in fallo laterale alla PSG, il Paraguay si mette lì in attesa e loro fanno girare il pallone, creano gli 1 contro 1, un Pulisic in grande forma, e proprio sulla fascia sinistra con Pulisic e Robinson hanno fatto il panico, e quella che doveva essere una delle migliori difese del mondiale crolla con un 3-0 già nel primo tempo. Tirano fuori Pulisic già a fine primo tempo, e osservo altri giocatori, c'è per esempio Tillman che è un giocatore famoso, forse uno di quelli più anche con un cartellino più pesante, e non mi piace, lo vedo un po' lezioso, si è mangiato dei gol che poteva fare, l'ultima scelta non mi ha fatto impazzire, e alla fine il suo posto lo prende proprio Giovanni Reina all'82esimo, quindi in pochi minuti gli vedo toccare il pallone. Insomma è un giocatore che in qualche modo abbiamo visto qualche video di skills, e si vede che c'ha talento, c'ha più qualità degli altri. Vi dico subito pro e contro di Giovanni Reina. I pro, il talento che ce l'ha, parliamo di qualità, uno che sa toccare il pallone, in teoria è un numero 10, è un trequartista che poi nel calcio moderno può essere spostato su una fascia o sull'altra. C'ha lo star power perché è pesante almeno quanto Pulisic nell'ambiente americano, perché era destinato ad essere il nuovo Pulisic. Addirittura Holland l'ha soprannominato The American Dream, doveva essere lui, il nuovo americano ad esplodere, e ha giocato, come esperienza internazionale, ha giocato in quel Borussia Dortmund bellissimo dove c'era Bellingham, Holland, insomma
una bella nidiata. Poi, nonostante ci siano state delle storie non bellissime anche in nazionale, con qualche polemica, non si è preso bene con alcuni allenatori, l'ho visto molto amato dai compagni. Quando ha segnato, Pochettino ha fatto una corsa anche insieme a quelli della panchina per abbracciarlo, molto amato dai compagni. Adesso occhio perché l'Inter deve retrocedere. Un altro pro è che ha solo 23 anni, sembra già un giocatore che ha fatto il suo percorso, è arrivato a certi livelli, poi è andato in declino. Ha solo 23 anni, perché lui ha raggiunto un valore di 42 milioni quando ne aveva 19, 20, insomma è una cosa incredibile. Ad oggi Transfermarkt lo porta come valore 4 milioni, gioca nel Mönchengladbach e non gioca nemmeno tantissimo. Ovviamente ci sono dei contro. I contro sono la propensione agli infortuni, il che è una cosa su cui noi dobbiamo stare attenti. Certo è, il fatto di aver avuto infortuni in passato non significa che li avrà, oppure anche un giocatore che non ha mai avuto infortuni non significa che non potrebbe averne. Però va tenuto presente è il fatto che questi infortuni e il giocare di meno nell'ultimo periodo, secondo me gli ha fatto perdere un po' di velocità. Ci sono dei dati, e per un giocatore che è un giocatore d'attacco che punta sul dribbling, sull'assist, deve avere un po' più di velocità, andrebbe ricostruito fisicamente e secondo me anche tatticamente, perché guardandolo giocare in alcune movenze ricorda proprio Pulisic, in altre, se tu un numero 10 non ce l'hai e se in attacco vuoi gente un po' più veloce, in teoria io lo ricostruirei facendolo diventare un piccolo Zielinski, perché la qualità ci sta. Il contro è proprio quello. Gli servirebbe un allenatore di quelli che lavora su questi profili, e non so se Allegri è l'allenatore migliore per questo. D'altra parte il Napoli ha raggiunto un suo status e deve rimanere a quei livelli, quindi non è che può permettersi di mettersi a lavorare sui giovani. Lo aspettiamo. Quindi la mia idea folle è di prenderlo, creare l'hype, mandarlo magari in prestito in una squadra italiana con un allenatore bravo, che ne so, si parla bene di grosso, ecco, mandalo alla Fiorentina, lo butto lì così. Il fatto che oggi sia un po' più lento di quanto non fosse all'inizio della sua carriera in Italia potrebbe anche non essere un problema, perché risulta lento nel calcio frenetico in Germania. E poi, se è vero che noi dobbiamo svecchiare, noi dobbiamo guardare a questi giocatori qua. Non è un under, però non è neanche decrepito. 23 anni, se tu ci credi e ci lavori, in teoria è una scommessina che non è nemmeno troppo dispendiosa e che secondo me potrebbe portarti dei frutti importanti anche a livello di ritorno di immagine. Un'altra cosa bella, ecco, forse la cosa bella che ho visto in questo mondiale, è l'applicazione di una nuova regola dove il VAR ha il potere di intervenire sugli scambi di persona. L'hanno chiamata mistaken identity, in realtà non è proprio così, perché noi ci hanno sempre detto che il VAR può intervenire se tu, arbitro, ammonisci un giocatore al posto di un altro nella stessa azione, hai preso il giocatore sbagliato. Invece la nuova regola permette anche di ribaltare una decisione proprio sbagliata che ha portato a un cartellino giallo, quando in realtà si trattava di una simulazione. Questa è una cosa bellissima, di cui probabilmente se ne parlerà, e spero che possa essere portata anche in Italia. Almiron va via sulla fascia, non subisce fallo dal 38enne Rim che cerca di prenderlo ma non lo prende. L'arbitro prima ammonisce e dà il calcio di punizione. Il calcio di punizione si svolge, dopodiché il VAR chiama e dice: vedi bene che quello si è buttato lui. Di conseguenza, revisione al VAR, cartellino tolto al difensore e dato all'attaccante per simulazione. Che bellezza. Quindi se è vero che questo mondiale, potete lasciare un like, non ve l'ho chiesto nemmeno all'inizio, se è vero che questo mondiale le storture sono tante e non sono neanche di poco conto, e capisco quelli che mi stanno scrivendo, dice abbi pazienza ma io non lo seguo, lo sto boicottando, lo comprendo, però voglio vedere cosa fate adesso tra qualche ora, quando saranno le 3 credo in Italia, e ci sarà Haiti-Scozia. Io credo che se McTominay è confermato in formazione, perché parlavano di un mal di pancia. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora,
È normale quando cambi alimentazione, capita anche a me. Sei abituato a mangiare bene in Italia, ti ritrovi in America, chissà che ti hanno dato. Se confermano McTominay, io me la guardo la partita e rinuncio a Brasile-Marocco, che pure poteva essere interessante. Mentre alle mie 3 del pomeriggio c'è un Qatar-Svizzera che probabilmente salterò. Io ringrazio tutti voi che mi state dietro, sto facendo questi contenuti un po' a macchia di leopardo tra azzurro fluido e calcio fluido. Ho fatto su calcio fluido quello delle magliette, molto leggero, e questo video sull'America, sulla partita dell'America col Paraguay poteva finire là, però l'idea mi è venuta anche come un'idea di mercato e allora ve l'ho portato qui. L'ho visto il video di McTominay, il video della Scozia, il video dell'Adidas, in qualche modo ci invita a tifare per la Scozia, non essendoci l'Italia. Loro non sanno che anche con l'Italia presente ai mondiali noi avremmo tifato per la Scozia. Ma McTominay è un giocatore super iconico che ha guadagnato tutta un'altra aura proprio con noi, da noi, e si sta cominciando a parlare del rinnovo, si sta cominciando a parlare di una serie di errori da non fare, ecco perché solo la maglia fino a un certo punto la devi riempire di calciatori che ti fanno battere il cuore e che addirittura ti fanno tifare la loro nazionale perché sei affezionato a quel calciatore. Sono altrettanto al corrente del blocco del mercato della Lazio, o meglio, più che il blocco del mercato, possono spendere quello che guadagnano, e quindi se noi dobbiamo rinunciare alla proprietà americana di Matrizzetta, che pare che non se ne faccia niente, se dobbiamo confrontarci con quello che è l'altro padrone di squadra in Italia che spesso veniva accostato a De Laurentiis, che è Lotito, io ringrazio che ci sia De Laurentiis, e il fatto che loro siano in difficoltà anche quest'anno ci riporta a poter parlare di Ghila, a poter fare dei discorsi dove noi possiamo prendere tutti i nostri esuberi e darli a loro perché avranno poca disponibilità. Ne parleremo, ci daranno notizie. Il fatto che Allegri non abbia ancora firmato non è una notizia, perché c'è ancora tempo e possono lavorare dietro le quinte anche senza nessuna ufficializzazione. La verità è che io non saprei cosa serve al Napoli per quello che vuole fare Allegri, e questo è il passaggio che mi manca, perché il Napoli deve effettivamente sfoltirla la rosa. Giocatori per fare tutti i moduli possibili li abbiamo, vanno rivalorizzati e spero che Allegri sia in grado di farlo. Più che altro ci sarà da capire quelli che sono i calciatori che non verranno confermati, o per limiti di età o perché bisogna abbassare anche il monte ingaggi, e lì capiremo quello che il Napoli può fare in entrata. Nel frattempo, se mi vengono delle idee, io così a gratis ve le racconto, giusto per parlare un po' di calcio, perché alla fine è quello che ci interessa. Da New York, Valerio Fluido, qualche notizia uscirà, ne parleremo. Ci sono anche i mini social, lo sapete che sto pure su TikTok, sì.